Bellissimo momento di confronto con Confprofessioni per ragionare sulle imminenti elezioni europee. Sistema paese che dovrà essere protagonista per i prossimi 5 anni in Europa, possibilmente con la capacità di mandare a Bruxelles dei profili di alto livello che sappiano tutelare gli interessi del territorio. Tante saranno le dinamiche che andranno ad impattare la nostra società, la nostra economia, le nostre professioni nei prossimi 5 anni. Dall'energia alla difesa comune, ai tassi di interesse, tante dinamiche, tante tematiche, tante logiche diverse che vanno ad intersecarsi, per le quali serviranno interpreti in grado di tutelare l'interesse del territorio, delle professioni, della nostra economia. Per cui elezioni europee che rappresenteranno un punto di svolta importante, anche perché da questo punto di vista, considerando anche le perturbazioni geopolitiche a livello internazionale, serve un cambio di marcia da parte dell'Unione Europea, serve un cambio di marcia da parte di Bruxelles con approcci meno ideologici, più targetizzati su quelle che sono le esigenze del territorio e le problematiche. Ci sarà una transizione ecologica, una transizione digitale da portare avanti, ma con dei canoni, con delle caratteristiche diverse rispetto a quanto fatto fino adesso, con meno ideologia, direi, con meno ideologia e più attenzione ai territori, più attenzione alle varie problematiche che stanno interessando i diversi settori della nostra economia. Soltanto in questo modo potremo guardare con un certo ottimismo al futuro dell'Europa.